Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Johnny, Ciao ragazzi. ciao, posso Oggi ci sono entrare pure io. nella telecamera di Johnny con una mano, siamo vicini e finalmente parliamo di aggiornamenti. Come ben sapete abbiamo creato tantissimi aggiornamenti, soprattutto da vostre richieste, link, e praticamente abbiamo deciso durante quest'estate di evitare di lanciare degli aggiornamenti in una fase in cui tutti eravamo molto concentrati a gestire i tantissimi servizi che si erano accumulati nell'anno precedente a causa della pandemia. Quindi abbiamo deciso di continuare gli sviluppi, abbiamo deciso di aumentare il team degli sviluppatori in modo tale che riusciamo a essere molto più veloci, ma abbiamo tenuto tutto conservato in fase di ottimizzazione, sono tutti in fase beta e pian piano iniziamo a lanciare, adesso che siamo tutti concentrati seduti in un computer, iniziamo a lanciare un po' di aggiornamenti. Johnny, tu che dici? Sì, era l'ora. Le vacanze estive come sono andate? Dove sei stato? Allora, alle Mauritius. Ok, Giovanni l'abbiamo messo sotto perché come sapete lui è responsabile di tutta la parte della programmazione, quindi come vedete parla poco. Se qualcuno vuole comunicare con lui potete scrivere dei codici a Sì. cui risponderà tranquillamente. Ok, diamo qualche minuto a qualcuno che si sta collegando, che dici? Sì. Ultimi 2 minuti e poi andiamo al cuore dell'aggiornamento, perché comunque è veramente molto molto semplice e intuitivo. Oggi parleremo del nuovo modulo per realizzare i preventivi online, ok? Non solo online, anche offline, però abbiamo voluto creare un modulo che sia un po' differente da tutti gli altri moduli che realizzano preventivi, perché spesso quando realizziamo un preventivo per un nostro cliente, il nostro cliente va a casa o con un foglio stampato piuttosto che delle diciture e dei prezzi, quindi servizio digitale, servizio album 30-40, però poi alla fine potrebbe non ricordare bene cosa era il servizio, facciamo l'esempio Vintage Love, ok? Che magari abbiamo dato un nome. Quindi qual era l'esigenza? Era quella di creare un preventivo molto semplice da capire ai nostri utenti e soprattutto per qualcuno che sia facile da configurare in maniera autonoma, ok? Naturalmente facciamo una piccola parentesi, oggi siamo in fase beta, l'abbiamo lanciato da qualche giorno, quindi potrebbe succedere di tutto. Sì. Ok, Già stiamo pensando ai nuovi aggiornamenti da fare in questa funzionalità. Quindi... esatto. L'abbiamo lanciato, ok, dobbiamo aggiungere, dobbiamo inserire, quindi stiamo tutti calmi, siamo tutti qua. Naturalmente abbiamo la possibilità di condividere, di chiedere delle esigenze. Naturalmente è un modulo che abbiamo lanciato e che stiamo testando, quindi se qualcuno trova delle esigenze da dover inserire, se vuole inserire qualcosa di interessante, come sapete abbiamo le orecchie aperte, ok? Ci siamo? Link ad Angelo inviato? Sì. Tutto inviato? Va bene. C'è un link, scusate, di StreamYard nei commenti. Cliccatelo se volete lasciare un commento e noi possiamo mettere il pallino con la vostra foto. Altrimenti ci spunta Facebook user. Vi faccio un esempio. Per evitare che spunti in questo modo, vi consigliamo di andare in quel link e accettare, in modo tale che vediamo i vostri nomi. Possiamo salutarvi uno ad uno, ok? Andiamo al cuore dell'aggiornamento. Eccoci qua. Aspetta che togliamo un po' tutti questi bannerini. Ok. Perdonatemi. Ci siamo. Quindi, come dicevamo, abbiamo sulla sinistra il nuovo modulo preventivi. Cosa ci permetterà il nuovo modulo preventivi? Appunto, di creare dei template di preventivi, perché abbiamo esigenze differenti a secondo del servizio, che sia un matrimonio, che sia un battesimo, che sia uno shooting, che sia una pubblicità aziendale, e soprattutto di monitorare tutti i preventivi, perché spesso durante l'anno facciamo tantissimi preventivi, però se chiediamo, se vi faccio una domanda che è quanti preventivi hai fatto lo scorso anno,
è difficile dare una risposta rapida, perché dovremmo andare a vedere quanti ne abbiamo fatti, dobbiamo vedere il nostro foglio Excel, dobbiamo andare a vedere su Dropbox dove li abbiamo inseriti, dobbiamo fare un calcolo, chi li ha accettati, chi non li ha accettati. Quindi partiamo del concetto che vogliamo tenere il controllo su tutti i nostri clienti. Più controllo avremo, più efficace sarà la nostra attività. Quindi sulla sinistra troviamo preventivi con 3 tasti. Uno che sono le proposte, che possiamo creare uno ad uno che sono i template, appunto creare dei template ad hoc, e uno abbiamo voluto inserire delle risorse, quindi delle immagini. Una volta caricate le risorse lì, ce le troveremo sempre all'interno di AppYourShoot. Se dovessimo creare un nuovo preventivo, basterebbe aprire le risorse e inserire tranquillamente l'immagine precaricata. Ok? Partiamo dal template, che è la prima cosa che dovremmo fare prima di creare un preventivo. Quindi, andando su template, io sulla falsariga ne ho già preparati 2, ok? Uno su battesimi e uno su wedding, che sono i servizi un po' più utilizzati. Quindi, una volta inserito dal tasto crea nuovo template, possiamo creare il nuovo template, che chiameremo servizio in studio. Andremo su successivo, ed ecco qua. Apre il nostro primo foglio bianco, in cui troveremo in alto il nostro logo naturalmente, e in basso ci sarà la possibilità di firmarlo in 2 modi. Possono firmare sia inserendo qua il proprio nome e cognome, sia se cliccano su firma possono direttamente lasciare una firma, ok? Con una tavolozza o quant'altro, ma dobbiamo inserire all'interno quello che vogliamo. Quindi dal tasto più, in maniera molto semplice, abbiamo la possibilità di inserire 4 elementi, ok? Uno, li proviamo tutti oggi. Uno è un testo semplice. Facciamo un esempio banale. Prima, all'inizio del preventivo, presentiamo un po' il concetto di servizio in studio per noi. Quindi i nostri servizi in studio sono stupendi. Un po' banalino, però va bene. Ok? E naturalmente, se vogliamo iniziare a vedere dall'anteprima, abbiamo inserito il nostro primo titolo. Ok? Vado indietro. Posso continuare. Tasto più. Posso mettere, per esempio, un elemento con prezzo. Ok? Significa che questo è un testo semplice a cui si può inserire anche un'immagine. Quindi uno o più immagini. Iniziamo presentando un po' il servizio. Ok? Successivamente possiamo iniziare a inserire dei prezzi. Ok? Faccio un esempio. Mettiamo shooting 30 minuti per un prezzo di 200 euro. Ok? Qua iniziamo a inserire il prezzo. Possiamo inserire il prezzo scontato, quindi se qualcuno vuole fare uno sconto specifico sul prezzo di listino può direttamente metterlo, e vi faccio vedere. Mettiamo 300 euro, vi faccio vedere come si presenta. Possiamo rendere il campo obbligatorio, ok? Facciamo un esempio: c'è chi fa un servizio di matrimonio e come obbligatorio mette il servizio fotografico, ok? 500 euro, 1000 euro, quello è obbligatorio. Quindi possiamo rendere il campo obbligatorio, quindi evitare che il nostro cliente lo scelga, ma dare l'obbligo, ok? Altra cosa importante, un campo quantificabile. Significa, se vogliamo inserire più di un'opzione dello stesso modulo, per esempio, se dobbiamo inserire dei mini album, possiamo inserire il numerico in modo tale che possiamo inserire 1, 2, 3, 4, 5 album. Vero? Mi giro verso Giovanni, perché quando lui mi diceva guarda, ho finito, è perfetto, lo lanciavamo. Voglio più album. Cazzo. Ok, quindi sembra semplice parlare di un aggiornamento, però poi quando realmente ci sei dentro con tutto il collo scopri quante cose incredibili nascono. Quindi allo shooting fotografico possiamo aggiungere una miniatura, ok? Nel mio caso, come vi dicevo, nelle risorse avevo già caricato delle risorse. Metto una foto a caso per farvi vedere, salvo e continuiamo a vedere la nostra anteprima. Quindi c'è il nostro titolo, c'è la nostra fotografia, c'è il nostro titolo e possiamo poi mettere pure una descrizione,
ci troveremo il prezzo originale e il prezzo scontato. Scusate se l'ho fatto al contrario. Ok? Quindi, continuando, altra opzione molto importante è elemento multiplo con prezzo. Ok? Cosa significa? Noi qua nello specifico possiamo, dell'album, è stato pensato per gli album, se inseriamo per esempio album, anzi mettiamo fotolibro, qua metteremo sempre una descrizione, in basso possiamo creare diversi elementi, ok? Scusate, che è successo? Allora, faccio una cosa, avevo il wedding già pronto, anteprima, ve lo faccio vedere qua così è già pronto. Ok? Questo è l'elemento multiplo, quindi avere la possibilità di inserire diverse tipologie di album, mettere il titolo, una descrizione, il prezzo e il prezzo scontato e naturalmente una scelta escluderà un'altra, ok? Significa che se io clicco il 30-40 e successivamente clicco il 20x30, si elimina quello precedente e si abilita quello successivo, ok? Quindi appunto se devono scegliere un album, puoi mettere 5, 10, 50 album, quando cliccano l'album uno esclude tutti gli altri, ok? E quindi si presenterà, qua è una pagina un po' più ordinata, l'avevo preparata come demo, possiamo mettere anche una foto di sfondo, una descrizione come vi dicevo, e poi qua abbiamo l'elemento con il prezzo, servizio video, i 3 album da poter scegliere e l'ultima opzione è l'elemento con il carosello, sempre identico, che ti permette di avere più foto all'interno di un servizio. Partiamo dalla base che, come dicevo poco fa, spesso i nostri clienti, quando facciamo un preventivo, quando siamo in nostra presenza, ci spieghiamo tutto in maniera molto dettagliata, però spesso vanno a casa e ci ritroviamo qualcuno che richiama per dire: scusa, puoi dirmi cosa era quel servizio, puoi ricordarmi di cosa comprendeva, puoi ricordarmi quello che mi avevi spiegato. Quindi aiutare i nostri clienti a scegliere un servizio attraverso delle immagini ci aiuterebbe sicuramente di più a vendere. Ok? Una volta possiamo inserire anche un'immagine finale, poi sappiamo benissimo che ognuno di noi sarà abile a creare il proprio layout figo, il proprio layout molto simpatico, e quindi alla fine ritrovarsi il riepilogo e la firma quando loro scelgono. Però noi facciamo adesso l'esperienza utente e facciamo realmente tutto quello che farà il nostro cliente. Questa era l'ottimizzazione del template. Costruiamo il template, che è la cosa più importante. Naturalmente, molto importante pure sarà poter creare un listino wedding, però se avete la coppia amica o a cui dovete fare uno sconto o piuttosto deve pagare di più perché c'è una trasferta o roba del genere, naturalmente cloni il listino, cambi solo quello che ti serve, quindi non sarà importante costruire tutto dalla A alla Z. Che dici, Gio? Ottimo. La duplicazione è una cosa molto richiesta e quindi stiamo creando tutto duplicabile. Ok? Ragazzi, se avete domande, siamo qui per rispondere. Avete Giovanni, che difficilmente trovate online perché è sempre il più impegnato dell'azienda, realmente. Quindi se dovete stressare Johnny per qualsiasi cosa relativa a questo argomento, siamo qui. Massimo Inturrisi, ciao, grande, se hai domande falle, prima che passiamo alla parte user experience. Ok. Allora, qua c'è una domanda di Facebook User che vediamo un po'. Allora, devo inserire ogni volta i prezzi da zero o posso utilizzare il listino già creato? Il logo Flavio. app resta sempre nel mio preventivo o posso rimuoverlo? Flavio di Property. Grande Flavio, ciao Flavio. Allora, intanto, come ho appena detto, i listini possiamo duplicarli, quindi non devi reinserire niente, puoi duplicarlo se vuoi, puoi fare qualche modifica a qualche prezzo se hai l'esigenza.
mentre il logo a PureShoot, non so dove l'hai visto, ma ti garantisco che non ce l'hanno, ok? Se ti riferivi a questo è un loghetto fittizio che abbiamo creato noi per dire your logo here, inserisci il tuo logo qua. Quindi spunterà il logo di esattamente ci sarà il logo della vostra azienda, quindi ci sarà il tuo logo nel loro preventivo. Come dicevo, il nostro obiettivo è quello di nasconderci dai vostri clienti, ma non per nasconderci, ma perché realmente amiamo l'idea che il cliente pensa che sia il vostro sistema digitale, che sia il fotografo innovativo, e quindi un po' come dire bello l'album, non ti frega niente con cosa l'hai impaginato, ok? Ma interessa solo che è bello e non che sia impaginato con Photoshop piuttosto che con Illustrator o InDesign, ok? Massimo Inturrisi che dice? Allora, qua diceva, è possibile nascondere i prezzi? No, come è stato pensato appunto per mostrare il prezzo e poi man mano che il cliente va selezionando le voci, alla fine il riepilogo c'è tutto l'elenco delle singole voci e c'è il totale, quindi poi gli spunterà il totale e il fotografo può applicare un eventuale sconto su quel totale, però i prezzi sì, spuntano. Chiaro, abbiamo fatto un preventivo per i prezzi, quindi è un po' la base. C'è un'altra domanda. È possibile inviare il preventivo tramite un link o solo se abbiamo email e dati del cliente? Massimiliano, intanto ciao, grazie per la domanda. Naturalmente c'è la possibilità di inviare un link se guardi all'interno del template o comunque quando creiamo la proposta, adesso ci arriviamo, puoi inviarla tramite mail come puoi inviare un link in qualsiasi tipo di canale, ok? Naturalmente. Ora faremo la prova proprio con il link specifico. Allora, Salvo Miano dice, supponiamo mi arrivasse una richiesta preventivo su Instagram, per esempio. Per mandare questo preventivo devo inviare il cliente a registrarsi su PureShoot? No, assolutamente no. A PureShoot è un software riservato solo e esclusivamente ai fotografi. I tuoi clienti possono ricevere un link, al massimo i loro dati li lasciano a te, ok? Nel tuo account, ok? Però naturalmente per inviare devono registrarsi ovviamente, no? Non proprio, è una falsa registrazione perché quando creano il link da condividere, poi alla fine gli spunta di inserire solo il nome, l'email e il numero di telefono. Non è obbligatorio, però inseriscono questi dati e arriva ed è come se si registrassero effettivamente. Però solo questo per visionare il preventivo. Ora comunque lo vediamo. Perfetto. Allora, vediamo, ultima domanda e poi andiamo avanti. Ciao Luca, grande, il cliente può nel modulo preventivo inserire una richiesta di un prodotto non presente alla quale poi noi diamo un prezzo aggiornando il suo preventivo? Interessante come cioè, no, assolutamente in questo momento no, non abbiamo previsto un funzionamento del genere, però potrebbe essere interessante come richiesta. Naturalmente, se tu crei un preventivo, successivamente modifichi i prezzi, il tuo cliente li vedrà modificati, se intendi questo, o sbaglio? Non prima di aver firmato. No, se appena mandi la proposta rimane frizzato, perché se cambi i prezzi... Se firmano. No, anche prima di firmare, perché quando glielo mandi devi andare a modificare i prezzi di quel singolo, di quella proposta. Ok. Perché se modifichi il tuo template, magari aggiorni i prezzi, non si aggiornano automaticamente su tutte le proposte che hai inviato. Luca dice, no, intendo che gli viene in mente un altro prodotto. Ho capito Luca, no, la richiesta di Luca è interessante perché potrebbe essere creare un campo vuoto dove il cliente inserisce la propria proposta, arriva il fotografo quella richiesta specifica come un prodotto particolare magari la va ad inserire solo per quel preventivo. Sì, interessante come proposta. Fantastico. Siamo qui, raga, come vedete, per condividere e per migliorare un po' la piattaforma, perché è una piattaforma di fotografi realizzata da fotografi, però capiamo benissimo che ognuno di noi ha dei metodi differenti, ognuno ha delle richieste differenti, quindi per far sì che diventa utile per tutti, dobbiamo per forza condividere con voi e questa cosa ci piace tantissimo. Esatto, per esempio, tipo fammi 30 stampe in più e poi spara il prezzo. Sì. Chiaro. Ok.
bella idea. È molto bello che quando finiscono le dirette Giovanni ha 1 miliardo di lavoro da fare in più a quello che ha effettivamente. Qualcuno dice quando sarà attivo, è già attivo, l'avete già all'interno dell'account. Vi ricordo che se andate nel link StreamYard, lo ricordo per chi è arrivato in ritardo, se cliccate streamyard.com/Facebook spunterà il vostro nome, altrimenti vediamo Facebook user, visto che siamo in tantissimi sarebbe bello vedere i vostri nomi e potervi salutare uno ad uno. Quindi una volta creato il nostro template andiamo a creare una proposta. Quindi ricordiamoci che questo preventivo possiamo farlo face to face con il nostro cliente quando viene in studio, lo consiglio, io farò così con i miei clienti perché comunque la vendita face to face sicuramente ti aiuta tanto a tirar fuori un bel lavoro. Se lo fanno da soli non hanno molti consigli, non hanno una visione, quindi magari tendono a risparmiare, tendono a comprare come tutti gli esseri umani un prodotto che costa poco, quindi se viene spiegato bene naturalmente si riesce a vendere più facilmente. Quindi la cosa più importante è che anche se è interattivo possono farlo da soli, possiamo farlo insieme, ok? La cosa importante è che abbiamo un servizio digitale che ci tiene il controllo su tutto quello che facciamo durante il tempo e poter interrogare il programma a dire quando ho fatto quel preventivo, quanti preventivi ho fatto negli ultimi 6 mesi, quanto preventivi farò ancora non ha una visione nel futuro. Però andiamo su crea nuova proposta, molto semplice, inseriamo il nome dell'azienda o cliente a cui invieremo il preventivo. Quindi inseriamo Andrea Sardo, scegliamo il template, in questo caso metto wedding, la data se ce l'abbiamo, non è obbligatorio ovviamente. Non è obbligatoria la data dell'evento, la location, la valuta, molto importante, se abbiamo clienti all'estero, per chi fa destination wedding molto importante, e la scadenza della proposta, ok? Quindi inseriremo la proposta, sarà valida fino al 30 novembre. Andiamo avanti, inseriamo i dati del cliente che riceverà la nostra proposta, quindi mettiamo... Sempre non è obbligatorio inserire i dati, ovviamente. Non obbligatorio. Ok. Facciamo una prova. Anche la mail è obbligatoria. Benissimo. Andiamo avanti. E naturalmente in questo caso lo facciamo face to face. Se inserivamo la mail, avevamo la possibilità di inviare direttamente tramite mail il link in cui possono in autonomia farlo. Ok? Salviamo. E siamo qua nella scheda del nostro cliente. Ok? Come vedete possiamo modificare la proposta, dati cliente e la location. Possiamo reinviare la proposta utilizzando il link, la domanda di poco fa, quindi tramite il link direttamente andiamo alla proposta, vedere l'anteprima e cancellarla naturalmente. Ma noi andiamo ad aprire la nostra proposta, ok? Non trovo la mail. Sì, questo la metto. Infatti. Ok, salva. Anche il telefono forse, però no. Va bene. Quindi abbiamo messo lo sfondo. Io sono il cliente, faccio la presentazione, qua siamo i più fighi, siamo i più forti, e dopodiché iniziamo a inserire. Facciamo un esempio, io voglio inserire il servizio video, che era 1.200 euro, scontato 1.000 euro, voglio inserire un album 30x40, come vi dicevo, uno esclude un altro, e voglio inserire un bel box al mio servizio, una mostra fotografica in sala e la mettiamo perché tanto non ci costa niente. Qua vedo tutto il team e alla fine mi trovo tutto il riepilogo, ok? Che dice, la tua proposta scade il 30/11, il servizio videografico costa X, fotografico costa X, posso rimuoverne qualcuno se ho esagerato, prezzo finale scontato 2.400 euro. Non siamo a dire vendiamo poco, vendiamo molto, perché è un esempio, i prezzi li abbiamo messi, a caso, non so se si dice
da altre parti, ma qua si dice a cazzo di cane. non siamo in televisione, siamo in un gruppo privato, possiamo dire parolacce. Quindi, a prescindere dal prezzo, il cliente vedrà il prezzo totale, il prezzo scontato che abbiamo fatto, e possiamo direttamente mettere la nostra firma. Ok? Anche medici. Accetto. Ok. E la proposta è stata inviata a noi. Ok? Ritorniamo nella nostra scheda. Come vedete, immediatamente mi è arrivato che la proposta è stata inviata. La proposta ancora non è stata letta, perché naturalmente non l'ho fatto tramite mail, ma l'abbiamo fatto insieme. E la proposta è stata l'email è stata firmata, perché l'abbiamo firmata. Ok? Vediamo qua firmata da chi, la data e l'orario naturalmente molto importanti, addirittura ci dice da che dispositivo arrivano. Ok? Più informazioni abbiamo, sempre più controllo abbiamo. Poi c'è la sezione prezzi. Certo. Adesso possiamo riepilogare quello che ha scelto il nostro cliente, quindi in maniera molto rapida vediamo quello che ha preso. Ok? Possiamo gestire gli sconti. Faccio un esempio molto semplice. Gli diciamo, se devo fare uno sconto, amo far vedere il prezzo di listino, perché far percepire che sto facendo un importante sconto piuttosto che uno sconto basso, ok? O non percepire quanto è lo sconto. Quindi, una volta creato il preventivo, noi possiamo dire, ok, quello era il prezzo di listino, però siccome tu sei il più forte del mondo, per te il servizio videografico, anziché 1000 te lo faccio 900 euro, e il Vintage Love, che è qua il box, te lo faccio 100 euro. Salviamo. Okay? E abbiamo abbassato il prezzo. Ok? Quindi c'è la possibilità di creare un listino, creare degli sconti specifici, creare successivamente uno sconto a un preventivo già firmato, e quindi utilizzarlo con qualsiasi tipologia di servizio. Ritorniamo alle domande, che come avete visto poco fa, le domande sono quelle che ci aiutano a migliorare tutta la piattaforma e soprattutto a chiarire bene il vostro concetto, perché per noi magari è scontato e non diciamo determinate cose, quindi via le domande. Allora, l'idea di nascondere i prezzi, massimo i prezzi, era per l'opzione del cliente che ha compilato da solo. Ok? Valutiamo. Sì. Allora, Massimiliano diceva, si può generare il link senza inserire alcun dato? Sì, assolutamente. Infatti, come dicevo, tutti i dati non sono obbligatori, quindi puoi creare la proposta senza magari solo il nome per un riferimento tuo, altrimenti ti puoi confondere, però sì, poi gli giri il link e, come hai visto, gli spunta il pop-up che gli chiede direttamente di mettere nome, email e telefono. Quindi sì. Una bellissima domanda è arrivata, Giova. Vai. Collegare il preventivo ad una galleria. Esatto. Questo sarà una cosa a cui già avevamo pensato, che appena la proposta viene accettata, automaticamente crea la galleria, crea la timeline della galleria con i dati già che riesce a prendere dalla proposta, e poi saranno collegati, che dalla galleria si può ritornare al preventivo e quant'altro. L'hai toccato in un tasto che era messo da parte per qualche giorno. E comunque, sì. Facebook user, se vai in alto trovi il link, sì. Lo accetti e vediamo il tuo nome. Se vuoi rimanere anonimo, rimani Carmelo anonimo. Mazzaglia. Ecco. Carmè, accetti quel link. Sei il più tecnologico di Appio Shot. Carmelo è quello che lanciamo all'aggiornamento, ancora neanche abbiamo comunicato e lui già lo usa. Ok, vediamo che c'è. Altre domande? Gli sconti si possono inserire anche prima della firma, certo. Assolutamente. Possiamo duplicare i listini e crearne una doc. Esempio, abbiamo il listino wedding, viene la coppia Andrea e Dalila, duplichi il wedding, lo chiami wedding Andrea e Dalila, metti i prezzi che vuoi fare all'amico. Mi è capitato di fare servizi di matrimonio a persone a cui ho fatto il testimone, quindi capito che diciamo ci ho guadagnato pure poco
se non ci ho messo soldi di tasca, però dico, siccome ci sono tantissime esigenze differenti, puoi farlo anche prima. Che altro? Ma le modifiche arrivano al cliente finale. Ciao Giacomo, e questa domanda la passo a Giovanni. No. Io non lo sapevo. Ok. No, effettivamente no. Le modifiche, se si intende modifiche sul prezzo o altri tipi di modifiche, no, non gli arriva nessuna comunicazione. Però grande Giacomo, perché comunque se vogliamo fare un'invia comunicazione al cliente potrebbe essere veramente super. Sì. Grazie Giacomo, super utile. Una volta che il cliente approva, raga, Massimo non lo paghiamo, eh? Massimo dichiara davanti a tutti che non ti paghiamo, sei una persona super utile, però una volta che il cliente approva, posso stampare il riepilogo? Allora sì, ci sarà la stampa in PDF con tutto il riepilogo di quello che ha scelto e quello che non ha scelto. Non siamo arrivati a completarla, l'abbiamo lanciato così, però arriverà brevissimo. Allora, giusto per fare una piccola parentesi, purtroppo se non lanciamo quando è completa all'80%, rischia di diventare un prodotto never ending. Significa che non si conchiude mai, perché comunque capite che qualsiasi cosa facciamo sarebbe migliorabile sempre. Cioè Facebook aggiorna tutti i giorni, quindi figurati se non dobbiamo farlo noi, che siamo un'azienda che è nata 2 anni fa, quindi assolutamente. Quindi siamo qui per parlarne, per capire appunto cosa è utile e cosa non, e sicuramente ce lo troveremo a breve aggiornato. Vediamo un po'. Chi c'è che dice: intendo, io faccio il preventivo, te lo mando, poi per farti firmare ti faccio uno sconto. Posso modificare prima di farti firmare, ma dopo aver mandato il preventivo? Sì, certo, sì, perché una volta che invia il preventivo poi può andare in gestione prezzi, modificarlo e poi dopo che il cliente lo apre lo può firmare. Sì. Ok, gli sconti li possono inserire, anche prima l'abbiamo letto. Se dimentico qualche domanda rifatela per favore. Sì, vabbè, tanto rimarranno, poi li andremo a rileggere con calma e prenderemo... Ok. Cos'altro c'è da dire, Giova, tu che hai il pieno controllo? Abbiamo detto tutto, qua c'è l'anteprima della proposta. No, vabbè, l'ultima cosa che c'era da aggiungere, che è, oltre al discorso del PDF, che appena sarà caricato in un paio di giorni, c'è pure il discorso che dopo il preventivo c'è il contratto. Quindi aggiungere la funzionalità per il contratto da inviare ai clienti, e poi nella dashboard, se vai nella dashboard dei preventivi, ok, ci sarà questa sezione che sarà migliorata, dove ci saranno tutti i grafici e i dati relativi ai preventivi firmati, preventivi non firmati, e poi ci sarà il questionario al cliente finale chiedendo la motivazione per il quale non ha firmato il preventivo, e altre cose potrete configurare voi stessi. Quindi per farla meno complessa, come parla Giovanni, visto che è programmatore, scherzo, uno dei progetti, giusto che ne parliamo insieme anche per condividere e tirare fuori altre idee, è quella di inviare appunto un questionario al nostro cliente, sia se accetta il preventivo sia se non lo accetta. Quindi se lo accetta possiamo creare un menu a tendina dove dice: per quale motivo ci hai scelto? Per la qualità, per la professionalità, per il prezzo. Dall'altra parte possiamo anche dire: per quale motivo non ci hai scelto? Perché è caro, perché è poco professionale, perché lo studio non mi piaceva. Naturalmente non c'è niente di prestampato, ma creiamo noi tutto quello che vogliamo che i nostri clienti vedranno. Quindi naturalmente questo, un modulo feedback per i nostri clienti, per noi sarà super importante, perché a fine anno, solitamente è gennaio, l'anno in cui si riprogramma, no? Fine dicembre, finiscono le feste, si riprogramma, quando tiriamo la famosa linea, abbiamo un portale che ci permette di
avere un controllo e capire dove dobbiamo correggere, come dobbiamo migliorare, come dobbiamo gestire tutto in maniera molto più delicata. Sappiamo esattamente cosa colpire. Se qualcuno... Abbiamo finito? No, c'era questa domanda. Teoricamente sì, però essendo che quando invii il link il sistema gli chiede di inserire il nome e l'email e il numero di telefono, usare lo stesso link potrebbe essere fuorviante, perché magari il cliente che lo inserisce i propri dati, poi un altro cliente trova i dati appunto del cliente precedente, quindi no, consigliamo fare una proposta per ogni cliente. Sì, Comunque una cosa che Andrea non ha fatto vedere: quando io creo una proposta posso inserire tanti clienti nella stessa proposta, quindi aggiungendo, c'è il bottone aggiungi nuovo cliente, e quindi posso inserire tanti clienti, si creeranno tanti link per quanti clienti inserisco. Però attenzione, utilizziamola bene, perché l'obiettivo sarebbe monitorare i clienti uno per uno, tutti hanno esigenze differenti, quindi sarebbe giusto che ogni cliente ha il suo preventivo. Se un domani vogliamo modificarlo, vogliamo cambiarlo, vogliamo annullarlo, qualsiasi cosa, rimane il preventivo di una sola persona. Se nello stesso link o nello stesso preventivo aggiungete più clienti, se fate delle modifiche o comunque la gestione potrebbe diventare più complessa. Io come consiglio, ok? Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, però come consiglio un cliente è un cliente, tutti sono differenti, quindi sarebbe comodo tenerli separati. Qua un'altra domanda, a quando la gestione vera e propria dei prezzi, pagamenti inclusi? Tu l'hai capita? Puoi riscriverla per favore in maniera diversa? Scusa se non abbiamo interpretato bene, però penso a quando la gestione vera e propria dei pagamenti inclusi. Forse una delle cose che sicuramente ci sarà nel preventivo è paga l'acconto adesso, per la serie. Ti invio il preventivo, ti dico che ci vuole il 30% di acconto, direttamente firmi il preventivo, clicchi paga adesso e puoi fare un pagamento online. Quindi avere il nostro primo acconto, che è solitamente l'acconto che si chiede per bloccare la data, per bloccare gli operatori e per segnare tutto. Ok. Salvomiano, scusate, una volta firmato il modulo preventivo automaticamente diventa contratto? No. Lavorando con acconti che potrò aggiornare il modulo e comunque devo fare contratto a parte dopo. Sì, il contratto è un contratto, ok? Non è un preventivo. Quindi il contratto ha un aspetto legale a differenza del preventivo. Stiamo lavorando per trasformare il nostro preventivo in contratto, in cui all'interno inserirete i vostri termini e condizioni, tutto quello che volete inserire in termini di privacy, soprattutto sui dati, e allora sì, preventivo diventa contratto, diventa galleria immagini. Ok, questo sarà il processo che stiamo costruendo. Naturalmente, Rome wasn't built in a day. Okay. Roma non è stata costruita in un giorno, quindi un po' di pazienza e come vedete tiriamo fuori un sacco di aggiornamenti. Ciao Andrea, io sono adesso, mi sono collegato. Sì. Puoi rivederla, questa la lasceremo online naturalmente, vi consiglio per chi è arrivato in ritardo, chi è entrato a metà del video, rivederla, perché comunque è molto comodo sapere, però ci tengo a precisare che il nostro servizio di customer service è sempre disponibile, non risolviamo soltanto problemi tecnici, ma ci piace rispondere al telefono anche a clienti che trovano devono gestire in maniera particolare un servizio, che magari trovano più sicurezza in un aiuto di un essere umano piuttosto che di un tutorial. Quindi abbiamo un super servizio di customer service. Chi ha chiamato, chi ha risolto un problema è invitato a scriverlo qua nei commenti. Anzi, una cosa molto importante che vi voglio invitare a tutti, per noi la cosa più importante sono i feedback. Capite benissimo che più feedback riceviamo, più energia avremo per andare avanti. Quindi Giovanni adesso nelle descrizioni inserisce un link in cui potete lasciare una recensione o su Facebook o su Google.
Sarebbe carino se la lasciate in entrambi, però non voglio stressare, fatelo se ne avete il piacere, se no nessun problema. Vediamo altre domande prima di chiudere. Posso stampare il preventivo in studio? Se ho il cliente davanti, crea un PDF con l'intestazione o altro e stamparlo per consegnarlo? Allora, Luca, sarà intanto la cosa più bella è il fatto che quando finisci il preventivo se lo trovano già nella mail, ok? Quindi nella mail il riepilogo trovano verifica preventivo, si trovano tutto quello che hanno scelto, quindi è molto più ordinato averlo in una mail che è sicuro che non lo perdono, ok? Con il riepilogo di tutti i prodotti che hanno scelto e la foto e la descrizione del prodotto che hanno scelto. Non sottovalutiamo una cosa molto importante. Oggi avere un servizio digitale che permetta all'utente di fare una bella esperienza significa trovare nuovi clienti dai vostri clienti, creare dei megafoni. Mi insegna il nostro business coach Gianmarco Terracciano, dice non dobbiamo creare clienti, dobbiamo creare megafoni. Se creiamo tanti megafoni la nostra voce si propaga in maniera più facile. Quindi se avete un preventivo di questo e il vostro cliente andrà dall'amica e gli dice oh guarda il mio preventivo, riesco a capire tutto, guarda è digitale, posso cambiarlo, me l'ha fatto, ce l'ho sempre a portata di mano, roba del genere, aiuterà a incuriosire altre coppie, a incuriosire nuovi clienti a venire nel vostro studio fotografico. Qualcuno parla del customer service, spesso è chiamato per chiarimenti tecnici, è stato esaustivo, professionale e gentile. Magari con la PEC sarebbe meglio. Ok, mandato il link, Gio? Non ancora. Ok. Se ci sono altre domande, stiamo per chiudere, perché penso che abbiamo detto già tutto. Ancora Luca, però magari sotto la descrizione sul PDF si possono inserire opzioni personalizzate tipo numero di foto dell'album o altro. Diciamo lo stampo e lo faccio personale. Poi chiaro, lo anche online. Posso inserire opzioni personalizzate tipo numero di foto dell'album. Questo lo puoi fare già quando inserisci un album. Puoi inserire la descrizione dell'album, quindi quando avranno scelto un album si troveranno il riepilogo con la descrizione del tuo album. Da quando possiamo provarlo? È già nel tuo account. Ah, perdonateci, abbiamo dimenticato una cosa. Se qualcuno, vi ricordo che non è in tutti gli account, ma solamente dal piano Expert, o meglio, Expert Professional e Unlimited, ok? Quindi Expert pure? Sì. Quindi il piano gratuito e il piano basic non prevedono il preventivo, il modulo preventivi, ok? Quindi è già online, è già funzionante, potete utilizzarlo già da adesso. E la novità è già lanciata, scusate. Vediamo che dice Piero. Colleghi, grande zio Piero, lo sapete che Piero è, oltre a un ambassador, è lo zio di Up Your Shot, ok? Quindi è una persona che ha molto cura di noi e noi gli vogliamo bene. Colleghi, oggi è stato presentato. È inutile chiedere fa questo o fa quello. Basta chiedere a Giovanni che è abituato a non dormire la notte realizzando ogni vostra richiesta. Questo è un po' pericoloso. Questo non dovevamo metterla pubblica, Giovanni. Potrebbe essere... Ok, Luca, ci ringrazia. Grazie a te, Luca, perché sono importantissimi i tuoi consigli. Anzi, grazie mille. Questo è il link per lasciarci le recensioni. Fatelo per favore, perché abbiamo bisogno di recensioni. Da quando possiamo provarlo? Da subito. Quindi Massimo Endurri si paga. Non so perché si conoscono. Che dice? Corretto? Ok. Io sono già expert, grazie. Mi sa che possiamo salutare. Che dici? Va bene. Per chi vuole maggiori chiarimenti, maggiori informazioni, chiamateci, scriveteci e risponderemo come sempre a tutto. Quindi inviate nei commenti, continuiamo la discussione in questo post. Buon lavoro a tutti e ci auguriamo il meglio per tutti voi. Ciao ragazzi. Ciao.